e a seguire le bandiere delle nazioni amiche alleate: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Portogallo, Romania, Olanda, Austria, Bulgaria, Belgio, Polonia, Lettonia, Cipro, Danimarca nei loro tradizionali costumi, Turchia, Malta, Grecia, Irlanda, Albania, Canada, Croazia ed Estonia. Ministro della Difesa la russa. Generale Fogari, circa una ventina di teatri operativi in questo momento per i nostri militari all'estero, dall'Iraq all'Afghanistan, ai Balcani, al Libano, al Medio Oriente. Sì, ci sono anche altre operazioni minori, meno note, anche perché in esse vengono impiegati un numero inferiore di persone, però noi siamo impegnati direi in tutte le aree di crisi, non solo con dei contingenti ma anche con osservatori ONU. Queste sono le bandiere, generale Fogari, gli standardi degli organismi internazionali, tra cui l'Eurofor, l'Euromarfor, l'Unifil Libano. Unifil, di cui dal 2007 il comandante è il generale dell'esercito italiano Claudio Graziano. Poi abbiamo gli altri organismi, c'è la forza anfibia italo-spagnola. Sì, sono numerose le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa con proprie unità, con le proprie forze, e direi siamo invitati a partecipare proprio perché grazie alle operazioni internazionali l'Italia sta acquisendo un grande prestigio internazionale. Ecco, ancora una panoramica sulle associazioni combattentistiche d'arma che stanno lasciando Via dei Fori Imperiali. Volevo un attimo accennare al corpo d'armata di reazione rapido italiano con sede a Solbiate Olona. Generale Fogari. Sì, questo è un comando della NATO che è dislocato in Italia con gran parte del personale italiano, però poi col contributo delle altre nazioni NATO. In questo momento parte del suo personale, ben 200 unità, è a Kabul nell'ambito del comando di ISAF. Ecco inquadrata la fanfara della brigata Sassari che sta suonando Dimonios, ascoltiamola. Diavoli Rossi ricorda la gesta dei soldati della brigata Sassari nella prima guerra mondiale. Insieme alla compagnia mista del 151esimo e 152esimo reggimento abbiamo il 5° reggimento Genio e il reparto comando e supporti tattici. La particolarità di questi reparti è che a tutt'oggi essi sono composti in gran parte da militari nati in Sardegna, sardi. E questo è un elemento corroborante. Forza Paris, generale? Tutti insieme? L'hanno cantata tutti insieme. Questi inquadrati sono le forze speciali dell'esercito, il 9° reggimento paracadutisti Col Moschin. Sono gli incursori dell'esercito, delle cosiddette forze speciali, sono capaci di paracadutarsi dall'altro, di infiltrarsi via terra, di fare operazioni anfibie e subacquee. Si sono particolarmente addestrati per operare in elevata autonomia in aree isolate e inospitali. E tutte le forze speciali delle forze armate italiane, che vedremo peraltro poi sfilare anche prossimamente, sono coordinate in un comando operativo delle forze speciali che ha sede presso il COI, che è comandato dal generale Vallotto. Questa inquadrata è la compagnia mista dell'aeronautica militare con bandiera di guerra del 9° stormo di Grazianise ed è composta da piloti e specialisti dei vari reparti dell'aeronautica militare e da personale del 16° stormo di Martina Franca. È un po' il cuore operativo dell'aeronautica militare.
e personale impiegato nei reparti di volo, nei settori logistici. E questo è la compagnia del 1° reggimento paracadutisti carabinieri Tuscania. Sono stati presenti nei vari teatri operativi all'estero. In Kosovo, in Libano, in Afghanistan, in Cisgiordania. E vorrei dire che il Tuscania è l'unico bacino di selezione per il personale che poi viene arruolato presso il gruppo di intervento speciale, il GIS, dei carabinieri. Che vedremo. E questa è la compagnia, scusate, è la compagnia della Guardia di Finanza delle missioni internazionali, e praticamente hanno una formazione che riguarda l'Eulex Kosovo e poi le missioni navali, e poi c'è il contingente in Senegal e il contingente in Afghanistan. È proprio quello inquadrato adesso, il contingente denominato Grifo, che sta addestrando la polizia di confine afghana nell'area, nella zona di nostra competenza ad Herat. Questo inquadrato è il reparto della Spagna, è il reggimento di fanteria immemorabile del re numero 1, così si chiama, che è ritenuto il reparto armato più antico del mondo e addirittura risale alla sua costituzione a re Ferdinando III, il Santo, nel 1248. Lei che riconquistò Siviglia agli arabi.